Torna l'incubo dell'IMU e si scatena la rabbia tra le imprese. La CGIA di Mestre in testa all'esercito di esasperati parla di doppia beffa. Lo Stato ha maturato debiti verso le imprese per ben 70 miliardi e 200 milioni di euro e osa ancora chiedere alle aziende i 925 milioni di euro che non è riuscito ad incassare attraverso l'IVA entro il 30 novembre e lo fa con un nuovo prelievo a gennaio. Scelta ancora più scellerata se si pensa che c'è una grave crisi di liquidità dovuta al fatto che il pessimo esempio dato dallo Stato che non onora i suoi debiti è seguito anche da altri imprenditori che non pagano i loro fornitori. Se lo Stato la fa franca, perché non dovrebbe andare bene anche a loro? E intanto questi milioni che il governo Letta si prepara a spremere agli imprenditori e alle famiglie dissanguate serviranno tra gli altri a pagare chi non vuole fare sacrifici. All'epoca del governo Monti l'ex premier aveva deciso di eliminare i dirigenti inutili nei ministeri e aveva deciso che dovesse dare il buon esempio proprio Palazzo Chigi, la sede della Presidenza del Consiglio. Invece i dirigenti sono riusciti a bloccare tutto con il pretesto di un intoppo informatico. Ecco perché servono i computers. Doveva andare in pensione un dirigente su 5, ossia il 20%. Sono 75 in tutto e considerato che prendono 188.000 euro l'anno, oltre ai vari benefit, sarebbe stato un bel risparmio. Dopo un anno e mezzo sono aumentati e hanno sforato di 8 posti quanto prevede la pianta organica, grazie a nuove promozioni. Anziché mandare in pensione gli esuberi, però li hanno tenuti e figurano fuori ruolo. Gli 8 in più non lavorano, a parte qualche lezione nella Scuola Nazionale di Amministrazione, e percepiscono lo stipendio pieno. Si può?